I gatti sono scomparsi da me, dalla mia vicina là, dalla mia vicina davanti a casa mia, dei miei vicini là in fondo, una da casa sua sono scomparsi 4 gatti e dal sua vicina ancora altri 2 gattini. Qui lungo via Toscanini a Mira, questo gattino bianco e nero di razza europea è in effetti l'unico che riusciamo a intercettare nel corso delle interviste. Da qualche mese le famiglie di Mira vivono nel terrore di perdere i loro amati animali domestici. La preoccupazione maggiore per i gattini. Tra le vie Toscanini, Fontane, Capitella Albrizzi, da aprile ad oggi scompaiono senza fare più ritorno a casa, gettando ovviamente nello sconforto i loro proprietari, come Stefania, i cui timori più neri si tramutano improvvisamente in lacrime. È come se mi avessero portato via 2 figli e parlo con cognizione di causa perché ho figli naturali. Cioè è una cosa, è un'emozione violenta, è uno shock violento perdere un animale di casa. La cosa in sé potrebbe portare bonariamente anche al sorriso, ma non si tratta solo di un gatto scomparso, come si sente dire spesso da chi ha il cuore purtroppo indurito. Chi sappia che fanno del male non solo al gatto, ma fanno di male anche agli esseri umani, fanno di male anche a noi stessi. Nella perdita dell'incertezza grande il dolore, racconta Luisa dalla vicina Rino. La mia la cerco e continuo perché non avendo visto il corpo per terra da qualche parte, sotto le siepi, sui tetti, dappertutto per me è stata portata via. E in giardino ho anche trovato la rete. Nella speranza di chi non si arrende e non cede alla rassegnazione, domina la voglia di giustizia e di capire nelle mani di chi siano finiti i loro amati gatti. Sono andata a fare denuncia ai carabinieri del mio paese, quindi di Mira, dove ho trovato anche molta gentilezza, molta accoglienza per questa cosa qua, e molti hanno paura a fare la denuncia perché temono di essere derisi o sottovalutati. Invece invito tutti quelli che hanno la sparizione di animali domestici, dai cani ai gatti, quello che è, di fare denuncia.